È fissato per sabato a Venezia l'interrogatorio del costruttore di Trebaseleghe Mauro Cazzaro, arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla casa di riposo di Santa Maria di Sala nel Veneziano, che ha coinvolto 2 ex sindaci, manager e funzionari. Un rapporto stretto, quello tra la Cazzaro Costruzioni e la Marca Trevigiana. L'impresa non ha realizzato solamente il bosco verticale progettato dall'archistar Stefano Boeri, ma sta portando avanti in centro a Treviso un altro cantiere di pregio in piazzetta Sant'Andrea e si appresta a partire con un altro intervento ancora in via Montello. In quelle occasioni che ho avuto modo di confrontarmi con Cazzaro e con la sua azienda per quanto riguarda le operazioni fatte nel comune di Treviso, sono state operazioni assolutamente trasparenti e regolari. Conte non ha motivo di pensare che i cantieri in corso possano subire una battuta d'arresto, né ha dubbi sul discusso bosco verticale. Da presidente dell'Anci Veneto si rivolge semmai ai sindaci. Non ci sono margini per dire si lavora rispettando le regole o si lavora non rispettandole, non c'è discrezionalità sul tema, si lavora esclusivamente nel rispetto delle leggi e delle regole. La cautela rispetto ai fatti di Santa Maria di Sala è trasversale nel mondo politico trevigiano. Che l'aspetto più preoccupante della vicenda è appunto il coinvolgimento della cosa pubblica, insomma del bene comune, dell'amministrazione locale. Quando le cose ti accadono e ti accadono molto vicino e vedi che ci sono persone che assolutamente poi viene dimostrato che non hanno fatto nulla, che comunque vengono messe agli arresti domiciliari perché c'è comunque un pericolo di inquinare le prove. E quindi sono estremamente prudente. Chi poi in Italia rischia e fa impresa, eccetera, credo che debba mettere in preventivo anche queste cose qui, nel senso che le variabili ormai sono tante e molte sono le persone che hanno voglia di galoppare certe cose. Io rimango garantista e mi auguro che poi la verità venga fuori. Abbiamo la magistratura che starà facendo il suo corso, come sappiamo lo fa in modo adeguato e preciso, quindi io sono dell'idea che sì, ovviamente oggi si è alzato un polverone, questo polverone andremo a vedere quando sarà il momento chi ha effettivamente le responsabilità del caso.